calendario della prima giornata di ritorno pone l'una contro l'altra due squadre che non solo parteciperanno alla Final 8 ma che saranno dirette avversarie nel primo turno. Da una parte Brescia, prima in classifica e campione d'inverno per la prima volta nella sua storia, dall'altra Tortona, reduce da un'importante settimana in cui è centrato i primi due obiettivi stagionali. Prende posizione Strautins, c'è mismatch, c'è vantaggio sotto canestro, tiene molto bene Della Valle, il pallone ancora in possesso del numero 12 in maglia bianca, poi alla fine arriva un fischio che premia Christian Vital, il primo a arrivare su questo pallone. Qui Cusi pressato da uno che è sesto in classifica in LBA per palloni recuperati e Bilan ne può approfittare per concludere la transizione con la schiacciata. Dau temporeggia, ha lo spazio per andare fino in fondo e si appoggia al vetro. Chris Dau prova a chiamare a raccolta anche il pubblico bresciano. Ivanovic sfrutta il blocco di Burnell, arresto e scarico proprio per il numero 10. Dau, su di lui Wims, gli lascia spazio per il tiro, ribalta al lato Dau, trova Ivanovic, tutto solo sul lato debole. Sundur che rimane in ritardo e però non lo punisce Cusi, altro errore e rimbalzo per Brescia che corre fino alla parte opposta con Burnell. Burnell contro Wims, lo scarico per Kwonu che ha subito l'occasione di ripetersi. David Kwonu. Bilan può giocarsela con Zerini, alla fine decide di servire Kwonu sulla linea dei 3 punti e però arriva per primo Christian Vital che costringe gli avversari al time out. If we just keep playing defense, offense, we're one of the best offense teams in the league, but we just got to play defense and play hard defense second half and we'll be fine. Kamagate, eccolo, Ismail Kamagate, ecco i primi 2 punti della sua partita, punto esclamativo con la schiacciata. Dylan lascia un cioccolatino pronto da scartare a Jason Burnell che arriva comodamente ad appoggiare il pallone al ferro. E Dylan si muove molto bene, viene servito ancora meglio da Dau. Candy, Baldasso chiuso molto bene da Dau. Poi Rivers contesta il tiro di Candy che non ha ancora sbagliato da quando è entrato in campo, segna da lontano. Wims, siamo già dalla parte opposta, Baldasso prova a ripetersi e lo fa, era già pronto a chiamare timeout coach Poeta e alla fine il timeout deve arrivare. Christian Vital che si arresta ma lo stoppa, gli sporca il pallone Ndur, poi Cusi allo scadere, la magia di Tommy Cusi che tira fuori il coniglio dal cilindro in questo caso. 83-78 ora per Brescia. Candy può attaccare Ndur, lo sa, si prende il tiro da 3 punti. Candy, Leo Candy ancora da lontano. Ivanovic, lo scarico per Burnell senza paura, da 3, Jason Burnell. Kamagate, lo scarico per Goran nell'angolo, arriva in ritardo Ivanovic, segna Justin Goram ma non è ancora finita. Della Valle per Ivanovic, su di lui Biliga, può attaccare Ivanovic, cercato Bilan, non c'è il fallo e allora arriva inesorabilmente la sirena. Rivers rischia di complicarsi la vita in questo caso, poi ancora il pallone per Brescia con Ivanovic che vuole subito rimettere ritmo nell'attacco di Brescia.
Baldasso si ferma, lo scarico per Goram che ha già colpito, lo può fare di nuovo e lo fa Goram. E ancora una volta, dopo un rimbalzo offensivo, che Tortona recupera un ulteriore possesso e colpisce da 3 punti con Baldasso. Altro rimbalzo offensivo, poi Rivers sbaglia, ancora Dau, altro giro e altra opportunità per Rivers che sbaglia, e poi Baldasso controlla l'ultimo pallone di questa partita che sembrava infinita, e invece è la Bertram Dertona-Tortona che dopo 45 minuti di lotta riesce ad avere la meglio. All credits to my teammates, they found me in that spot. All credits to my teammates and coaches. We had a hard week of practice. We knew what was at stake. Number 1 team, and we just came out and played with effort, and we got it done.